Domenica 30 giugno siamo tornati in studio in diretta streaming dal Park Nord dello Stadio Euganeo e adesso vi facciamo volare dal tango argentino di Buenos Aires alla base di Vicenza. Abbiamo qui in studio nel salottino vicino alla nostra Claude Francesco. Buonasera Francesco. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Che è successo oggi? Proprio detta così, molto diretta. Molto Oggi così, cos'è? abbiamo fatto un ballo un po' strano, abbiamo fatto un ballo intorno a una base militare a Vicenza e casualmente sono caduti 300 metri di rete. Ma era un ballo quindi propiziatorio, sì, esatto, affinché cadesse la rete. Affinché Vicenza si liberi dalle servitù militari, quindi siccome martedì inaugurano il Dalmolin, sono passati 7 anni da quando questo progetto è partito, dovevano farne un aeroporto, siamo riusciti a non farglielo fare, rimane la base ma rimane anche uno spazio conquistato dalla città, uno spazio che inverte la tendenza delle servitù militari a Vicenza, che è il Parco della Pace. Ma liberarsi dalle servitù militari vuol dire a Vicenza parlare di Site Pluto, vuol dire parlare della base Fontega. E siccome a noi parlare è giusto, ma c'è anche la pratica, allora siamo andati in 300 oggi, ci siamo autoconvocati lì davanti, abbiamo tolto tutte le recinzioni, abbiamo buttato vernice sulla caserma, abbiamo aperto dei varchi e abbiamo fatto un'azione di smontaggio. Siccome questo è un sito tristemente famoso perché negli anni 80 ospitava le testate nucleari in Italia, un sito che adesso loro dicono essere inattivo, però nonostante questo è ancora presidiato dai militari, è ancora sottratto alla città. Siccome abbiamo lanciato una campagna che si chiama Vicenza Libera dalle servitù militari, che ci accompagnerà per tutta l'estate fino al Festival No Dalmolin, dove lanceremo una manifestazione il 7 settembre contro le basi USA. Questo è un passaggio per noi importante anche in vista della fiaccolata di martedì prossimo, dove torniamo in piazza Vicenza per dire questo, cioè la base e le basi che costellano il nostro territorio se ne devono andare. Parlare di pace non vuol dire solamente testimonianza, vuol dire anche cominciare a smantellare questi siti. Io ti ringrazio per la descrizione che hai fatto. Parliamo di No Dalmolin, intanto ci sono già le date di quando inizia il festival, ce le puoi dire? Dal 23 agosto all'8 settembre, 15 giorni al cui interno ci sarà un convegno sulle servitù militari a livello internazionale. Discorreremo con attivisti americani, con attivisti sudamericani di cosa vuol dire la presenza militare USA nel mondo e concluderemo il 7 settembre con un corteo che andrà al Dalmolin. Ok, prima di lanciare il video che fa vedere quello che è successo oggi, ti vorrei chiedere, per chi ci sta guardando dalla web TV di Sherwood, che è spesso un pubblico anche abbastanza giovane, puoi dire e spiegare in pochi minuti, secondo te, qual è il punto principale della protesta No Dalmolin? L'aspetto più importante che li può colpire e fargli capire bene la criticità della questione? So che è una domanda pazzesca. No, vivere in una città come Vicenza che ha numerose basi militari vuol dire vedere costantemente il proprio territorio perimetrato da filo spinato e reti e militari. Questa è un'immagine che già da sola dà l'idea del perché bisogna ribellarsi a questa cosa, no? Come se tu vai in giro per Padova, vedi 100.000 metri quadri recintati da reti e filo spinato. Ecco, qualcosa che è nostro, qualcosa che è un nostro bene comune, dove sotto ci sta l'acqua, la falda acquifera di Vicenza, tutte queste cose espropriato al territorio. Da qui la ribellione è un passo abbastanza veloce. Il governo Alfano-Letta, secondo te, più o meno riuscirà a prendere in mano la situazione? Faccio questa domanda ridendo se riescono a prendere in mano qualche situazione. Finiamola, diciamo così, con una risata liberatoria. È stata bellissima l'iniziativa di oggi, l'abbiamo visto nei video che sono disponibili su globalproject.info. Ci dispiace che sia durata così poco l'intervista con te, ma purtroppo i tempi sono brevi e fra pochi minuti si parlerà di calcio e rivoluzioni, anche futbologiche, esattamente. Ti ringrazio Claude, ti ringrazio Francesco. Grazie, mandiamo il video dell'iniziativa di oggi che si può vedere anche su www.globalproject.info. Ready soldiers going home. Have you got no fucking homes of your own? For 800 years we fought you without fear, and we'll fight you for 800 more. But if you stay, Ready soldiers, if you stay, you'll never ever beat the IRA. For the 14 men in Derry are the last that you will bury. So take a tip and leave us when he may. So go on home, pretty
of your own.